benvenuti a questo nuovo video. Io sono Nico Magic e oggi vi farò due trucchi di magia bellissimi. Incominciamo con il primo. Adesso io non ho l'assistente, quindi farò tutto da solo, diciamo. Vado a mischiare dello stop quando voglio io, non so, tipo qua, stop, ok? Vado a prendere davvero una carta a caso nel mazzo, non so, tipo questa. Perfetto, la vado a mettere in prima posizione e andiamo a dimezzare il mazzo quante volte vogliamo, così. Adesso quando andiamo a prendere le carte magicamente una diventa rossa. Andiamola a prendere, mettiamo in prima posizione così, ok? Quando vado a prendere appunto questa prima carta rossa sono sicuro che è la vostra, cioè il J di cuori. Perfetto, il J di cuori la andiamo a prendere e la mettiamo lì in vista, io non la tocco, io le mani ce l'ho qui. Ora andrò a rimischiare e devo dire ancora quando voglio io stop, non so, tipo qua stop, e mi sono fermato al 5 di cuori. Perfetto, prendiamo il 5 di cuori, ve la faccio vedere, ok, e la andiamo a infilare pure in mezzo al mazzo se vogliamo, tipo qua. Vado a metterla dentro e possiamo andare a eseguire tutti i tagli che vogliamo, che quando prendiamo le carte una diventa rossa. No, che ho sbagliato qualcosa. Andiamo a prendere la vostra carta che era il J di cuori, giusto? Basta andare a soffiare che la vostra carta di cuori. Allora ragazzi, questa qua era la prima magia. Andiamo alla seconda con le altre carte più carine. Bicycle Ghost Black, spettacolari. Vado a mischiare le carte così. Adesso non ho assistente, quindi prenderò io una carta a caso quando le vado a stendere, tipo questa qua, ok? Quella carta lì, ve la faccio vedere, ok? Guardatela, vista? Ok, la vado a mettere in prima posizione e vado a eseguire dei tagli, così, ok? Quando andiamo a stendere le carte a faccia in su, riuscirò ad andare a trovare la vostra carta, perché sono sicuro al 100% che la vostra carta era il J di quadri. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo e commentate. Io vi aspetto in un prossimo video. Bella ragazzi!